comune di Porto Empedocle, già in dissesto finanziario, manifestano i dipendenti che rivendicano le spettanze. Gli interventi alla videogiornale Irene Milisenda. Il comune di Porto Empedocle ha dichiarato il dissesto finanziario e i commissari straordinari sono al lavoro già da tempo al fine di risollevare le sorti finanziarie dell'ente, alle redini del Movimento 5 Stelle che lo scorso giugno ha eletto sindaco Ida Carmina. La strada tutta in salita è stata appena intrapresa e tante sono ancora le difficoltà da superare. Allo stato attuale si tenta di fronteggiare il problema del mancato pagamento degli stipendi spettanti a Netturbine ai dipendenti comunali che attendono febbraio e marzo 2017 e dei lavoratori di Villa Betania verso cui Porto Empedocle come altri comuni compartecipa nella spesa. E al mattino di oggi con il coordinamento della CISL di categoria i lavoratori si sono radunati innanzi al municipio in via Roma manifestando per sensibilizzare l'amministrazione pentastellata a risolvere il problema prima possibile. La CISL da canto suo ha diffidato l'amministrazione comunale di Porto Empedocle a non interrompere arbitrariamente i pagamenti, procedendo immediatamente al pagamento delle mensilità di febbraio e marzo e a non utilizzare le somme destinate al pagamento dei dipendenti per qualsiasi altra spesa. Questo è il primo dei sit-in che abbiamo in itinere da qua a poco. Abbiamo in programmazione una serie di manifestazioni determinate dal fatto che ci sono 2 mesi di arretrati e che probabilmente non si parla a breve di essere pagati. Abbiamo detto davanti alla prefettura durante una procedura di raffreddamento al sindaco che si doveva provvedere immediatamente al pagamento e non ci ha dato nessuna risposta perché ritiene che ci sia poca disponibilità economica per poter provvedere anche al pagamento di una sola mensilità. Diciamo che questo ci interessa relativamente perché un sindaco, per quello che almeno ci compete, deve avere delle capacità manageriali di un certo tipo e non dovrebbe fare semplicemente il portavoce dell'ufficio finanze piuttosto che del segretario generale. Riteniamo che sia doveroso fare il portavoce di se stesso e decidere ad oggi cosa intende fare il sindaco per far fronte a questo stato di cose. Noi praticamente abbiamo iniziato una procedura di raffreddamento chiamando in causa la prefettura, dove abbiamo avuto già un incontro con il sindaco, la quale si è impegnata a mettere da parte il 60% delle somme che introiterà per poter pagare man mano gli stipendi dei lavoratori che già sono in ritardo di 2 mesi. Naturalmente in quella seduta abbiamo richiesto anche la formalizzazione di una delibera che permettesse l'impugnerabilità degli stipendi e quindi garantirebbe per il futuro i lavoratori. Oggi siamo qua in assemblea sit-in riuniti perché dobbiamo decidere che cosa dobbiamo fare per il proseguo per poter sensibilizzare ancora di più l'amministrazione che a quanto pare non sa che cosa fare perché praticamente è immobile in quanto si trincea dietro la questione che i trasferimenti sia regionali che nazionali non arrivano e quindi non può fare per questo motivo. Però è giusto che un'amministrazione attiva si dia una mossa e cerchi di far pervenire queste somme nell'ente. C'è una situazione disastrosa. Quindi io vi prego l'amministrazione tutta di onorarci, magari di parlare civilmente, democraticamente, senza essere ricattati, che ci può venire la polizia, dobbiamo dimostrare la carta d'identità, che cosa facevamo. Cioè, così non si può andare avanti. Se si è fatto il dissesto, ci avevano garantito che molto probabilmente noi impiegati, i comunali, era sicuro che con il dissesto lo Stato avrebbe dato l'aiuto, ma qua non sappiamo nessuna notizia, cioè andiamo a parlare, ripeto, sempre col sindaco che ci dice che soldi non ce n'è e che si deve pagare la spazzatura, la ditta, perché sennò il servizio non è efficiente e tutte queste cose. Noi non siamo contro i spazzini, noi non siamo colleghi, noi siamo
impiegati comunali che facciamo il nostro dovere e dobbiamo essere, così come noi facciamo il nostro dovere, ci deve essere retribuito.